Questo programma è offerto da... Se n'è andato a suo modo una domenica calcistica dove la notizia è giunta anche sul campo di Secchiano poco prima della gara dei padroni di casa, laddove era stato protagonista. Giancarlo Fabbri Valmarecchia era la figura paterna, colui che con la sua IGF, Mondo Pizza e Pedina Fabbri aveva fatto parlare di sé creando un'azienda leader nel proprio settore. Leader come lo era lui nella vita, dove di fronte all'avversità non si fermava mai, anzi sfornava, usando il suo gergo lessicale, pagnotte di sorrisi e schiaffoni di morale, come quando la piadina veniva scaldata sulla teglia. A questo signore, a quest'uomo, noi dobbiamo molto perché le sue sponsorizzazioni dal nostro avvento, da 7 anni a questa parte, ci hanno permesso di trasformare un'idea lavorativa in concretezza. Grazie al suo contributo economico, al suo sostegno, ai suoi consigli, alla sua esperienza, siamo cresciuti misurandoci di fronte all'avversità, come del resto ha sempre fatto lui nella sua lunga carriera imprenditoriale. Il successo di Sport Up, calcio di rigore oggi di fase di crescita, è dovuto grazie anche al suo sostegno. Conoscendolo non apprezzerebbe vederci col musone o tristi per lui. Anzi, da quando è approdato nell'azienda chiamata Paradiso ha ripreso la sua marcia inarrestabile, trovando i primi clienti chiamati angeli, ai quali se un comico come Nino Manfredi un tempo provava a vendere il caffè Lavazza, lui ha venduto la sua famosa piadina, le sue impastatrici, sfogliatrici, forni, per poi ricordarli con il suo sorriso quello che per anni ha rappresentato nei nostri format, ovvero il suo slogan. Vi aspetto in azienda. Eccoci qui. Avete visto appunto Giancarlo Fabbri, che salutiamo. Noi questa sera dedichiamo questa puntata a lui, lo facciamo alla sua maniera, rientrando in studio proprio in questi istanti dopo aver ascoltato questo ultimo gesto di saluto nei suoi confronti, narrandovi la domenica calcistica prima della pausa invernale, eccezione fatta ovviamente per il campionato di promozione marchigiana e per la Serie D che scenderanno in campo il 23 dicembre. Ebbene, cosa è successo ieri nell'ultimo turno? Per quanto riguarda la Serie D, girone F, il Cesena si riprende la leadership del torneo, riuscendo a vincere in casa dell'ultima classifica Castelfidardo, mentre il Materica cade clamorosamente in casa contro il Campobasso. Nell'eccellenza regionale l'Alfonsine cade sul campo della Fioriccione perdendo per 2-0, mentre la Virtus Castelfranco si porta a -1 grazie al successo in esterna sul campo della Sampa Imola. Per quanto riguarda la promozione Romagna, continua il duello a distanza tra Ronco e Del Wais e del Duca Ribelle, entrambe vittoriose, con il Ronco che si è aggiudicato il match contro il Football Cava, il del Duca Ribelle che ha vinto in esterno sul difficile campo del Torconco. In prima categoria girone H rimane il campionato più aperto in questo momento, perché davvero ci sono diverse compagini che vogliono aggiudicarselo. Continua a comandare il Verrucchio, che è uscito con un pareggio sul campo del Granata. Invece per quanto riguarda il Nova Fetia si avvicina insieme al Riccione, insegnando la prima posizione grazie soprattutto al successo avuto contro il Rivazzurra Miramare. In promozione marchigiana il Grabice viene stoppato sul campo del Villa San Martino per 1-1, mentre l'Ancona continua a vincere e domenica prossima ci sarà proprio lo scontro al Calve di Cattolica tra Ancona e Gabice Gradara. Bene, iniziamo questa puntata ricordando il numero per interagire con noi, che vedete adesso in sovraimpressione, 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. E andiamo a presentare gli ospiti di quest'ultima puntata prima della sosta natalizia. Ritroviamo alla mia sinistra l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. A distanza di un mese riabbracciamo nei nostri studi il direttore di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Invece lui è ormai l'allenatore di Sport Up e di calcio di rigore, lo ritroviamo anche questa sera nella prima parte, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. E infine ritroviamo con Mirko, un altro amico bolognese, giornalista e collaboratore di Emilia Romagna Sport, Alessandro Marzocchi. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ebbene,
Tra poco interpelleremo anche te per quanto riguarda la partita di ieri che ha visto il Medicina pareggiare 1-1 sul campo della Marignanese, ma io direi di andare con ordine. Caro Stefano dalla regia, andiamo a vedere i risultati e classifiche per quel che concerne la Serie D Girone F. Ci aiuti tu in questo momento? Eccoli qui. Avezzano Vastese 1-0, Castelfidardo Cesena 0-1, Forlì Jesina 3-0, Francavilla Isernia 2-0, Matelica Città di Campobasso 2-3, Olimpia Agnonese Montegiorgio 0-1, Real Giulianova San Nicolò Notaresco 1-1, San Maurice Pineto 0-2, San Giustese Savignanese 1-1, Sant'Arcangelo Recanatese 2-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, c'è stato un ribaltamento come dicevo precedentemente, a comandare adesso il Cesena a quota 41, segue Matelica a quota 39, poi via via San Giustese 33, Pineto 31, San Nicolò Notaresco, Recanatese 29, Francavilla 27, Real Giulianova, San Maurice 24, Savignanese 21, Vastese, Città di Campobasso, Montegiorgio, Sant'Arcangelo 20 punti, Forlì 19, Avezzano, Olimpia Agnonese 17, Isernia 16, Jesina 16, Castelfidardo 12 punti. Iniziamo, direi, la nostra carrellata dei servizi presenti in questa puntata andando a vedere i gol delle romagnole impegnate nel girone F di Serie D. Il servizio. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. 3 vittorie interne, 3 pareggi e 4 vittorie esterne per un totale di 23 gol messi a segno nella 18ª e penultima giornata del campionato di Serie D Girone F. Il Cesena si riprende la leadership del torneo grazie all'incredibile vittoria nel finale del Campobasso sul campo del Matelica. Al Cesena sul campo del Fannaio di Coda Castelfidardo basta un gol arrivato dopo 14 minuti di gioco firmato dal solito Alessandro. Strapazza a domicilio la Jesina e Forlì mettendo in luce un super Dersante che in acrobazia apre le danze per poi firmare in pieno recupero il gol del 2-0. Nella ripresa i tris lo firma D'Angeli, ma Forlì rinfrancato sicuramente dalla cura Stefano Protti. Pareggio con 4 gol, quello visto al Mazzolo di Sant'Arcangelo con i Clementini che sbagliano un rigore. La Recanatese ringrazia passando con Sivilla. Bondioli, sempre di testa, ristabilisce la parità 3 minuti più tardi, ma lo scambio di cortesia prosegue quando viene ricambiato dalla Recanatese che grazie a questo errore a centrocampo favorisce il contropiede di Moroni per il 2-1 giallo-blu. Nella ripresa la Recanatese perviene sempre di testa al pareggio a cura di Nodari. 3 gol di testa in questo match. Cade all'ingresso la San Maurice sconfitta 2-0 dal Pineto che passa su rigore grazie a Tomasini. Lo stesso attaccante al 72esimo si ripete siglando una vittoria certa con un gran gol. Pineto che riscatta la sconfitta interna con la Lagnonese. Chiudiamo con il pareggio in zona Cesarini tra San Giustese e Savignanese. Padroni di casa avanti con Chedira al 31esimo minuto, ma i giallo-blu pervengono al pareggio al 90esimo nella solita zona chiamata Savignanese con Manuzzi. 1-1 il finale. Allora, caro Giacomo, tu sei tifoso cesenate, Cesena che comunque va al comando, te l'aspettavi in una domenica dove Matelica affrontava il Campobasso in casa e qui ti lancio una frecciatina. Tu mi dicevi qualche settimana fa, no Daniele, cosa dici? Al Manuzzi, Cesena Campobasso, è una partita così. Invece, conoscendo da vecchia volpe questo girone, hai visto lo scherzetto che ha fatto ieri al Matelica, il Cesena stasera prima di Natale festeggia la leadership. No, sicuramente non me l'aspettavo, come non me l'aspettavo quando ha giocato a Cesena, la stessa prestazione che aveva fatto il Campobasso, però mi aspettavo che prima o poi il Cesena riprendesse la vetta del campionato, del torneo, perché sta investendo molto, sono arrivati molti arrivi e ha una rosa, a mio avviso, veramente superiore in confronto al Matelica. Massimo, San Maurice, Savignanese e Sant'Arcangelo, secondo te stanno facendo il loro campionato o magari qualcuno sta deludendo delle tre? Ma sicuramente Sant'Arcangelo, per le varie vicissitudini che ci sono in società, non sta raccogliendo sicuramente le situazioni migliori. Continuano ad arrivare anche giocatori, ma altrettanto vanno via, per cui non è ben chiara questa situazione. La San Maurese chiaramente invece mi sembra ben postata in una classifica che ormai si alterna delle buone gare a delle discrete, diciamo così, ingenuità, però è sicuramente delle tre forse quella che al momento sta meglio. E per quanto riguarda invece la Savignanese, è un po' un'incognita dall'inizio dell'anno, quindi per lei è molto buono questi ultimi minuti finali, ma non so fino a quando possono andare avanti, insomma, ecco, queste sono situazioni che difficilmente si allenano.
Mirko, tutto nella norma in questo girone? Ma tutto nella norma, diciamo che non è stata nella norma la rimonta del Cesena, perché insomma, il Matelica aveva 7 punti di vantaggio e nel giro di poco tempo è riuscita a recuperare uno svantaggio che fino a 4 partite fa sembrava, non dico incolmabile, però difficile da recuperare. Peraltro Matelica che ha perso contro un campo basso, lo rimarco, grazie anche alla cura di mister Massimo Bagatti, che insomma, era la conosciamo anche abbastanza bene, e sono anche arrivati anche dei giocatori anche interessanti, quindi insomma bisogna anche dare atto a quello che hanno fatto i molisani. Per le romagnole, adesso Cesena a parte, diciamo che è ancora un campionato molto in bilico, perché erano partite bene Savignanese, Sant'Arcangelo e anche la stessa San Maurese, però qualche piccolo passo falso le stanno portando un po' indietro, e quelli dietro stanno recuperando, tra queste il Forlì, che mi sembra che insomma con l'arrivo non tanto di Protti ma con l'arrivo di Del Sante abbia risolto il problema gol per ora, che insomma era forse quello più importante. Quindi è ancora, soprattutto dal Real Giulianova che ottavo fino alla Jesina con 16 punti, sono tutte lì, può ancora cadere di tutto. Giacomo, volevi aggiungere una cosa? Sì, no, ha fatto bene Mirko a rimarcare il fattore del Forlì, che con la cura Protti sta cominciando a far punti e quindi a risalire. Però non mi trovo d'accordo per quanto riguarda il discorso Matelica-Cesena, perché per me era effettivamente Matelica sta facendo un buon campionato e non è il primo campionato che fa a questi livelli, però 7 punti mi sembravano troppi. Anch'io non mi aspettavo in giro di 3 partite di riuscire a ribaltare, che il Cesena riuscisse a ribaltare la classifica, però me l'aspettavo in breve tempo, perché effettivamente a mio avviso ha qualcosa in più Cesena. Alessandro, sei convinto che Cesena ha qualcosa in più? Secondo me sì, Cesena secondo me ha qualcosa in più, e sono d'accordo con quello che comunque ha detto anche Giacomo. Alla fine i veri valori verranno fuori, bisogna anche rimarcare comunque quello che ha fatto e quello che sta facendo il Matelica, però secondo me alla fine insomma, il Cesena ha qualcosina in più e penso che alla fine verrà fuori e si vedrà. Ebbene, andiamo a vedere con te Stefano alias Papen il prossimo turno, quello di domenica 23 dicembre, è un turno che prevede Città di Campobasso San Maurese, Isernia Matelica, Jesina San Giustese, Monte Giorgio Castelfidardo, Pineto Avezzano, Cesena Real Giulianova, Recanatese Forlì, San Nicolò Notaresco, Sant'Arcangelo, Savignanese, Francavilla, Vastese, Olimpia, Agnonese. Ci sono degli anticipi al sabato, sì, tra cui anche quello del Cesena. Bravissimo, che l'hai ricordato. E la Savignanese, giusto. 2 anticipi, esatto, per quanto riguarda le squadre che interessano il nostro territorio. Adesso io direi di spostarci in eccellenza, così iniziamo a vedere anche tutti i contributi a livello locale eseguiti dalla nostra produzione, ma anche con il contributo. Questa sera avremo le immagini di Marignanese Medicina grazie al nostro Alessandro. Questi i risultati per quanto riguarda il massimo torneo regionale: Argentana Diegaro 0-0, Faenza Copparese 2-0, Fiariccione Alfonsine 2-0, Granamica Giovane Cattolica 4-0, Marignanese Medicina 1-1, Massa Lombarda Calcio Cotignola 2-4, Progresso Corticella 3-0, Sant'Agostino Castrocaro 0-0, Sampa Imola Castelfranco 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, con il Castelfranco che si avvicina all'Alfonsina, Alfonsina quota 41, Castelfranco 40, Marignanese 32, Progresso 29, Copparese 28, Castrocaro 27, Argentana, Granamica, Sant'Agostino 23, Giovane Cattolica, Fiariccione 20, Massa Lombarda 19, Medicina, Faenza 18 punti, Diegaro 17, Corticella 16, Sampa Imola 15, Calcio Cotignola 11 punti. Prima di andare a vedere direi il primo servizio inerente alla Fiariccione, Stefano, con il tuo contributo se ci mandi in onda le immagini a cura del nostro Alessandro, che ci ha gentilmente concesso nel pomeriggio, così iniziamo a vedere quello che è successo ieri tra Marignanese e per l'appunto Medicina. Alessandro, una gara importante per il Medicina che ha ottenuto un punto che muove la classifica, visto appunto l'attuale posizione che ricoprite. Sì, un punto importante su un campo complicato. Comunque la Marignanese sta facendo un ottimo campionato e quindi è sicuramente un punto guadagnato. Peccato per l'espulsione, il calcio di rigore che poi ha portato il pareggio
della Marignanese, poi il Medicina è rimasto in inferiorità numerica, peccato perché comunque insomma in parità numerica magari si poteva riuscire a strappare un risultato diverso, però comunque onore alla Marignanese che è un'ottima squadra e pareggio giusto per quello che si è visto. Ieri avete giocato nell'antistadio di San Giovanni Marignano, diciamo ai nostri spettatori che sono abituati a vedere tutt'altro stadio. Sì, campo sintetico, abbiamo visto che peraltro la tribuna, l'impalcatura attorno, quindi insomma, però anche quello è un fattore importante, giocare su un sintetico per chi non è abituato può essere complicato, però alla fine insomma, è stata una partita molto equilibrata e un punto giusto per entrambe, peraltro insomma, dalla Marignanese mi aspettavo proprio questo, comunque un'ottima squadra che sta facendo un gran campionato. Senti, approfittando anche di te che sei direttamente coinvolto in questo campionato, mi dici qualche curiosità in più riguardo a due bolognesi che attualmente occupano il quarto e l'ottavo posto, mi riferisco a Progresso e Granamica, due buone squadre che rispetto all'anno scorso forse stanno facendo un campionato diverso, soprattutto il Progresso. Guarda, il Progresso sicuramente l'anno scorso ha secondo me imbeccato una stagione difficile e faticosa, quest'anno comunque ha oggettivamente una buona squadra, forse neanche loro si aspettavano di fare un campionato del genere, però è comunque una società che investe tanto sul settore giovanile e prova comunque ogni anno a fare un campionato decoroso e dignitoso. L'eccellenza poi non è facile, lo sappiamo bene. E il Granamica mi sta veramente sorprendendo tantissimo, sta sorprendendo a dire la verità tutti, perché forse neanche loro si aspettavano un campionato del genere. Dopo che è andato via l'allenatore sono cambiati tanti giocatori, è andata via la colonna portante di questa squadra, è arrivato un allenatore alla prima esperienza, anzi c'era già perché era il vice allenatore, è alla prima esperienza vera in una prima squadra con tantissimi giovani, stanno facendo, peraltro ne parlavamo anche prima con Mirko, stanno facendo veramente un miracolo sportivo, perché per il momento se mantengono questo passo è veramente incredibile e complimenti assoluti a loro. Invece per il Medicina l'obiettivo qual è questa stagione? Per il Medicina l'obiettivo è assolutamente la salvezza, visto che comunque la stagione non è partita come ci si aspettava, nel senso che è chiaro che da neopromossa non ci si aspettava di fare un campionato di vertice, ma forse neanche di soffrire così tanto lì sempre in zona play-out, quindi l'obiettivo è sicuramente la salvezza e penso che questa squadra, peraltro con tanti giocatori che hanno già fatto questa categoria, possa riuscire tranquillamente, non tranquillamente perché comunque ribadisco questa è una categoria comunque molto difficile, però questa squadra può riuscire nell'obiettivo, peraltro anche con gli innesti che sono arrivati a dicembre, Majorano, ex Progresso e Carboni, che peraltro ha esordito ieri dal Sampa Imola, peraltro espulso appena entrato, però vabbè, è stato un esordio non felicissimo, però questa squadra può farcela tranquillamente. Dal bolognese ci spostiamo nel riminese perché adesso andiamo a vedere il primo contributo filmato da parte nostra per quanto riguarda l'eccellenza, ovvero la partita che vedeva di fronte Fioriccione e Alfonsine. Nella domenica prima del Natale la Fioriccione si regala un Natale sereno portandoci al di fuori della zona rossa di classifica e donando alla Virtus Castelfranco, principale inseguitrice della capolista, un assist che li porta a -1 dalla vetta. L'Alfonsine soffre non poco gli attacchi dei padroni di casa che schiacciano gli avversari nella propria metà campo. Il ritorno di Enchisi, annunciato dal calciomercato, viene premiato con la prima da titolare. Fia subito avanti, dal corner arriva il colpo di testa di Cuomo che termina al lato dopo un'uscita fuori tempo del portiere Lusa. La giornata no della retroguardia ospite si vede quando Docente riceve un gentile omaggio, ma l'attaccante ex Rimini non riesce ad approfittarne come dovrebbe, come del resto anche Cuomo. L'occasione capita ancora una volta alla Fia, la discesa di Enchisi viene snobbata appositamente da Docente per il più libero Piscaglia che da buona posizione colpisce malamente la sfera. Docente poco dopo è lui a crearsi l'occasione dell'1-0, ma Lusa chiude ottimamente lo specchio della porta. La Fonsine osa anche farsi del male da sola quando Sarto nell'anticipare Docente rischia un incredibile autogol. Gli attacchi dei locali si prolungano anche in questa fase di gioco quando la Fia vorrebbe un penalty non assegnato dal direttore di gara, mentre sul finire di prima frazione si vede finalmente la Fonsine. Su questo cross innocenti vanno alla battuta prima Montemaggi e infine Sarto, con un nulla di fatto, ma al 45esimo esatto Alberigi inventa il tiro della domenica, piattone da fuori area che si infila nel set alla sinistra di Lusa facendo esplodere Nicoletti. 1-0 meritato per la Fia e replay meritato in questo caso anche per Alberigi.
Fia che a inizio ripresa potrebbe chiudere già i conti se Docente non trovasse il palo sulla propria strada, mentre poco dopo è Cuomo che viene chiuso in uscita dall'attento Lusa. L'Alfonsine continua ad essere assente, Lusa viene chiamato nuovamente all'intervento su questo tiro di Docente, ma quando sembra che la pratica potrebbe chiudersi, Cecchetti si divora così l'occasionissima del 2-0. La giornata nerissima dell'Alfonsine viene testimoniata da questa entrataccia di Bertoni meritevole del cartellino rosso. Ma l'espulsione paradossalmente sveglia l'Alfonsine che ha modo di recriminare per questo atterramento in area di rigore di Innocenti, il quale poco dopo da calcio piazzato chiama l'intervento non certamente facile Passaniti. Ma la Fia non si scompone, anzi il 2-0 arriva al 90°, punizione guadagnata al limite dell'area di rigore, ci pensa Docente che viene più ammurato per poi trovare il pertugio giusto infilando Lusa per la seconda volta dando 3 punti alla Fia Riccione e andando a festeggiare il gol con la panchina e con la relativa tifoseria. Una vittoria all'inglese ma soprattutto una vittoria di squadra e se quanto fatto vedere già oggi verrà seguito alla lettera anche nel giro di ritorno ne siamo certi per la Fia la strada verso la salvezza si mostrerà certamente più tranquilla. Allora, ti ha impressionato la Fia, caro Giacomo? Ma ha impressionato in negativo l'Alfonsine, devo dire. Cioè la Fia ha fatto la sua onesta partita e ha strameritato di vincere, però mi aspettavo di più dall'Alfonsine, una squadra che era prima in classifica, record su record, per il momento comandava senza grossi problemi, l'ho vista veramente in difficoltà. Allora, caro Stefano, per fare la domanda adesso a Mirko, mi mandi intanto le immagini di ieri tra Sampa Imola e Castelfranco. Allora Mirko, la domanda stasera sorge spontanea vedendo la vittoria di ieri della Fia contro l'Alfonsine. Chi vincerà questa eccellenza? Una bella domanda, diciamo che sulla carta, guardando la rosa, sicuramente la Virtus Castelfranco ha qualcosa in più. L'Alfonsine negli uomini sicuramente ha un buonissimo 11, adesso rinforzata anche col rientro anche di Riccardo Innocenti, però bisogna anche sperare che poi l'Alfonsine qualcuno di questi non venga un raffreddore. L'espulsione di Bertoni per esempio non gli permetterà di andare a giocare col Progresso sicuramente la prossima partita ed è sicuramente un'assenza importante. La Virtus Castelfranco ha perso soltanto da Alfonsine lo scontro diretto, però nelle altre partite ha sempre comunque vinto, non sempre convincendo, perché anche ieri comunque ha sofferto parecchio contro una squadra che aveva assolutamente bisogno di punti, però onestamente sulla carta vedo meglio i modenesi. Poi ovvio che il campionato sicuramente sarà una sfida a 2 che non credo finirà in breve tempo, credo che si verrà più o meno fino alla fine. Non so se sarà decisivo lo scontro diretto perché bisognerà vedere anche a che punto saranno le due squadre. Per quanto riguarda Massimo la Fia Riccione, difficoltà anche in questa stagione con l'esonero di Mirko Giorgi, eppure alla fine pian piano questa squadra sta uscendo dalla zona rossa di classifica ed è lì appaiata in classifica la Giovane Cattolica. 2 squadre, ci includo anche la Giovane Cattolica, che hanno in questo momento chi come il Cattolica delle difficoltà, chi le ha avute in passato come la Fia Riccione. Ma la Fia io l'avevo vista in un recupero con la Marignanese e non mi aveva certamente entusiasmato, molto meglio sicuramente la Marignanese, ma su quel campo lì di Riccione non è semplicissimo giocare, un sintetico non di ultima generazione, un rimbalzo mal controllato, è difficile. Chi chiaramente come loro si allenano su quel campo lì e ci giocano probabilmente hanno dei vantaggi. È anche vero che comunque sia l'Alfonsine non è la solita Alfonsine che si conosce da diverso tempo. Ritengo anche io che l'Alfonsine sia la candidata. Per quanto riguarda, sì è vero, ha cambiato allenatore, però è un ragazzo giovane, trasporta bene i ragazzi, mentre invece, ritorno un attimino sulla Giovane Cattolica, ecco lì qualche problemino in più li vedo, insomma non hanno forse trovato ancora il bando della matassa, mi viene da dire, tanto è vero che hanno cambiato anche il direttore sportivo, si la stavo settimana scorsa, quindi è evidente che magari hanno pensato che forse il mercato non è stato fatto benissimo, ma ha avuto anche pochissimo tempo per poterlo fare, viste le vicissitudini di quest'estate. Conosco tra l'altro Buccolo, che va il mio abbraccio per quanto riguarda appunto le dimissioni, penso che abbia fatto un buon lavoro a Gabicce, come dicevi tu a Cattolica c'è stato le vicissitudini estive. Certo. Il problema è che
a Cattolica bisognerebbe stare anche un pochino più tranquilli, perché anche lo stesso presidente in estate continuava a dire Serie D, Serie D, Serie D, invece bisogna stare tranquilli, giocare le partite sul rettangolo di gioco e vedere appunto le forze che hai di fronte. Qualche partita l'hanno perso sull'aspetto nervoso, ecco, anche. Esatto, solo quello. Troppe espulsioni. Troppe espulsioni, esatto, e troppa anche... Condizionano diciamo, la gara sempre successiva e la stessa che stai giocando, per cui già è difficile affrontarne una alla volta. Tralasciando quello che poi è successo appunto in casa contro la Copparese, dove lì mettiamo proprio un velo pietoso. Andiamo a vedere per l'appunto il prossimo turno per quello che concerne il campionato di eccellenza. Grazie Stefano, Progresso Alfonsine. Questa è una bella partita. Medicina Castrocaro, Marignanese Calcio Cotignola, Sant'Agostino Copparese, Faenza Corticella, Massa Lombarda Diegaro, Sampa Imola Giovane Cattolica, Argentana Granamica, Fiariccione Castelfranco. Mirko, sta avendo diverse difficoltà anche Sampa Imola. Il Sampa aveva come obiettivo la salvezza, si sapeva che avrebbe fatto un campionato di sofferenza. Diciamo che la classifica è ancora abbastanza corta sotto, quindi le possibilità ci sono ancora peraltro anche per il Cotignola, perché non se ne è parlato, però 11 sotto punti. 2-0, vince 4-2 contro un Massa Lombarda che insomma dovrà stare un po' attento nel giorno di ritorno, perché insomma, è una squadra che secondo me senza Franchini si è un po' indebolita, e a questo punto insomma, la lotta a salvezza è ancora abbastanza aperta, anche perché bisogna stare attenti come società, come soprattutto il Corticella, ma anche il Medicina. Fossatone adesso sì, ovviamente si toccherà in ogni dove Alessandro, che sono due squadre che teoricamente dovrebbero tirarsi fuori da lì. Ebbene, adesso ci spostiamo nel campionato di promozione romagnola, girone D, sempre con il contributo di Stefano Papini. Andiamo a vedere i risultati classifiche. Pietracuta Gambettola 2-2, vedremo tra poco il contributo filmato. Reno Cervia 1-1, Ronco Edelweiss Football Cava 2-0, Russi Gea Marina 1-1, vedremo anche di questa partita il contributo filmato. San Pietro in Vincoli Frattaterme 2-0, San Pierana Civitella 2-1, Stella Morciano 1-0, Torconca del Duca Ribelle 0-2, Tropical Coriano Vis Misano 0-1. Cade ancora una volta il Tropical in casa dopo essere stato sconfitto dal Reno. Andiamo a vedere la classifica. Ronco Edelweiss a quota 44, del Duca 43, Tropical Coriano Cervia 32, Reno 27, San Pirana 27, Vis Misano 27, Stella 26, Russi 24, Frattaterme 21, San Pietro Vincoli 20, Gambettola 18, Torconca, Football Cava, Pietracuta 17 punti, Igia Marina 14, Civitella 11, Morciano 9 punti. Civitella che arriva da un trend importante di sconfitte, non a caso penultimo posto in gradatoria. Andiamo a vedere il primo contributo filmato, come vi dicevo poc'anzi. Ieri eravamo protagonisti in quelli di Pietracuta, andiamo a vedere Pietracuta Gambettola. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Pietracuta e Gambettola si affrontano per tirarsi fuori da una zona pericolosa di classifica. I padroni di casa arrivano da un importante successo esterno ottenuto a spese del Morciano. In Gambettola torna su un campo dove negli ultimi anni si è mostrata bestia nera del rossoblu, quest'oggi in maglia arancione, anche se la tradizione sembra spezzarsi quando Fratti in avvio di gara viene toccato da Lelli, procurandosi rigore che dagli 11 metri Tazzibai trasforma per l'1-0 locale. L'asse Tazzibai e Fratti si ripete quando il russo pesca l'attaccante, ma Morelli allontana il pericolo. Lo stesso Fratti dalla distanza chiama l'attenzione dell'estremo ospite. Dall'altra parte Ambrosini a girarsi bene al di fuori dell'area di rigore e a impegnare la Sanni. L'asse Barducci-Berardi scaturisce questo colpo di testa lontano dal bersaglio. Berardi si rende pericoloso in centro il bersaglio, è come quando Ambrosini lo serve dalla sinistra e lui arriva al tiro con la Sanni che respinge in corner. Meno pericolosa l'occasione calciata direttamente da calcio di punizione con la sfera che termina abbondantemente alta. Stessa cosa per Fratti quando dall'altra parte alza la mira sempre da calcio piazzato. Tazzibai invece rimedia solo un corner su questo tentativo in area avversaria.
mentre Fratti, una volta liberatosi egregiamente sempre in area di rigore, spedisce al lato. Nella ripresa Barducci pesca Ambrosini, che questa volta di testa timbra il pareggio del Gambettola. 1-1 e ristabilita la parità in campo, ma il Pietracuta risponde nell'immediato. Tazibaie scambia con Tanni, che una volta penetrato in area avversaria scarica il pallone del 2-1 in fondo al sacco. Pietracuta nuovamente in vantaggio, ma il pareggio è cosa veloce quando Barducci si ritrova un gentile omaggio in area avversaria. È quasi un gioco da ragazzi per lui battere Lasagna e mettere il risultato sul parziale di 2-2. Tomasini a questo punto prova a rispondere dall'altra parte, ma Morelli c'è. Poco dopo, ad avvenuto scontro di gioco, per qualche parola di troppo, Moretti viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco da parte del direttore di gara. Finale in 10 uomini per il Pietracuta, ma nonostante ciò l'asse Tomasini-Fratti produce questa conclusione che si spegne al lato, prima che lo stesso attaccante ci provi da calcio piazzato con la palla che si alza sopra la porta di Morelli. Termina qui la gara tra Pietracuta e Gambettola. Il rammarico per il Pietracuta è quello di essere passato 2 volte in vantaggio, ma di essersi fatto puntualmente raggiungere. Il Gambettola ringrazia dimostrando di essere squadra davvero tosta. Pietracuta e Gambettola. Tu Gambettola conosci molto bene, come in realtà il Pietracuta anche, perché abbiamo avuto modo di analizzare queste due squadre negli ultimi anni. Che idea ti sei fatto dopo questa partita? Io vedo ancora il Pietracuta ancora un po' in difficoltà, nel senso che mi aspettavo qualcosa in più, visto gli ultimi risultati. È vero, il trend positivo è andato avanti, però pensavo che col Gambettola riuscisse a portare a casa l'intero bottino, anche perché erano 3 punti importanti. Il Gambettola è sempre una squadra molto altalenante, cioè fa dei risultati buoni e delle prestazioni molto opache, però naviga a mezza classifica, quindi potrebbe anche starci. E il Pietracuta però deve sicuramente cambiare marcia e, come hai detto bene, nel servizio, a mio avviso, 2 volte in vantaggio devi portarla a casa. Ebbene, adesso caro Giacomo andiamo a vedere invece un'altra realtà che tu conosci molto bene. Ligia Marina è impegnata sul campo del Russi, il servizio. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Dopo l'importante successo ottenuto in casa del Cava, il Russi viene stoppato a domicilio da Ligia Marina. Un'espulsione per parte condiziona una partita ben giocata da ambedue le squadre, che hanno cercato di superarsi, con il Russi che ha maggiormente da recriminare. L'inizio dei Falchetti, quest'oggi in maglia nera, troncato dalla distanza, scalda subito i guantoni a Berardi. Dall'altra parte della rosa, con un movimento e un tiro che un tempo era di un certo Enrico Chiesa, a mettere paura alla porta difesa da Lolli. Lo stesso della rosa crea più di qualche grattacapo alla difesa locale, favorendo Beba per la volée che vale l'1-0 per la formazione ospite ed esultanza da parte dell'attaccante albanese con la propria panchina. Il Russi non ci sta e tenta di sorprendere l'Igea sulle fasce. Questo traversone messo al centro viene sventato dalla difesa ospite sul piede della corrente Rava, che deposita il pallone a fondo campo, ma fa la grossa e Berardi, che è andato dritto su Gualandi, e l'arbitro non reca sorprese assegnando il penalty agli uomini di casa con relativa espulsione dell'estremo ospite. In porta entra Forlani, che viene freddato da subito così da Sob. 1-1 e palla al centro. Il Russi, trovato in pareggio, sfiora nuovamente la marcatura, ma Calderoni non riesce ad arrivare su questo tiro cross. Nella ripresa gli uomini di Candeloro si fanno pericolosi con Gualandi, traversano al centro, abbondanza rinvia sui piedi di Calderoni, che per poco non trova il 2-1. E la volta di Sov, che centra un incredibile palo, protagonista né bene né male di questa sfida l'attaccante in maglia numero 9. L'azione prosegue con Godoli, che servito da Rava mette alto. E la volta di Filippi, che in acrobazia tenta il gol della domenica, ma nulla di fatto prima che Sov si faccia espellere per questa entrata pericolosa su Bocchini, che vale la doccia anzitempo. L'ultima occasione per i Falchetti capita sulla testa di Gualandi, ma Forlani devia sopra la traversa, mentre per Ligia Marina alla fine dei giochi la timbra Mema, mettendo fuori direttamente da calcio piazzato. 1-1, punto che muove la classifica per ambedue le formazioni. Massimo, Ligia riuscirà secondo te a uscire fuori da questa zona rossa di classifica? Sai, mi fai una domanda che è molto difficile.
l'Igea sta sfoltendo un pochino anche quelli che sono i giovani del posto, quindi sta cominciando a perdere un attimino quella che era l'identità di questa società. Secondo me riuscirà, a stento ma riuscirà, però è chiaro che ci sono degli atteggiamenti, vedi un attimino anche quello di Berardi, insomma, che potrebbe farla meno, lì ci fa poco l'allenatore se un giocatore ha un atteggiamento di quel genere. Per cui sì, io penso che l'Igea riuscirà in qualche modo. Alessandro, chi la spunta? Ronco o Del Duca Ribelle qui questo girone? Per me il Ronco oggettivamente ha una rosa secondo me superiore, nonostante comunque il Del Duca stia facendo una grandissima stagione, un grandissimo campionato e stia tenendo comunque testa a Ronco, perché comunque sono solo un punto divide queste due squadre, quindi onore a loro, però credo che oggettivamente insomma sulla carta Ronco dovrebbe avere qualcosina in più a un certo punto per fuggire e prendere il largo. Mirko, dicembre nero per il Tropical Coriano, 4 sconfitte consecutive, mettendoci anche la Coppa, davvero sogni di gloria abbandonati a questo punto. Con rimonte peraltro, perché addirittura col Del Duca in campionato vinceva 2-0, perso 3-2, in Coppa vinceva 1-0, perso 2-1. Momento no, il Tropical aveva sperato di poter riagganciare, di avvicinarsi alle due là davanti, ma a questo punto direi che ormai è proprio un gioco a due. Il Tropical comunque dovrà mantenere questo buon terzo piazzamento nella zona playoff, con un Cervi che comunque dopo una partenza un po' difficoltosa si è un po' ripreso. Vedremo adesso comunque il girone di ritorno, perché adesso sarà importante capire chi si allenerà meglio durante la pausa, che non sarà poi lunghissima, perché poi alla fine se a gennaio si torna in campo, e da lì poi si capirà effettivamente se il Tropical avrà la possibilità di rimanere lì o eventualmente chissà approfittare magari del passo falso di qualcuna delle due davanti, chissà. Difficile però. Andiamo a vedere, caro Papini, il prossimo turno, perché poi volevo fare una domanda a Mirko prima di andare in pubblicità. Reno Del Duca Ribelle, sicuramente questa è una dei big match insieme a Ronco e Del Wise Cervia, Vissmisano Civitella, Tropical Coriano Frattaterme, San Pirana Football Cava, San Pietro in Vincoli Gambetto, La Torconca Egea Marina, Russi, Morzano Calcio, Pietracuta Stella. Mirko, una delle più belle realtà di questo torneo, abbiamo fatto i complimenti nelle scorse precedenti puntate al Misano, che da neopromossa è lì al 7° posto, però occorre fare i complimenti che ha gli stessi punti classifica anche a questo Reno. Il Reno sta facendo meglio del previsto, ha fatto anche dei risultati importanti, tra l'altro vincendo anche a Coriano, però bisogna anche dire anche l'altra 27, la San Pierana, che arriva da un campionato non bellissimo e insomma quest'anno invece sta facendo abbastanza bene. Mi aspettavo qualcosina un po' dal Russi, però insomma adesso con la campagna acquisti vediamo, se è un po' rinforzata, vediamo un attimo se riesce a guadagnare qualche posizione. Allora, noi ci fermiamo per 2 minuti e mezzo dando la linea alla pubblicità e rientriamo prima categoria e promozione marche. Pubblicità. Tanto c'è il Cerati. Perché il Cerati non andava... Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera.
per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Da Oliviero tutti possono vestire in stile, classico e ultima moda. Amiche, vedete quante cose eccezionali, belle, firmate. Difficile staccare gli occhi. Da Oliviero ci sono delle ottime scarpe e quando le scarpe stanno bene al piede stiamo bene tutti. Dice bene! Da Oliviero è la città dello sport per tutte le stagioni. Grande Oliviero, la città dello shopping a Misano Adriatico e online su oliviero.it. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Mirko, allora iniziano ad arrivare un po' di messaggi a casa. In eccellenza non ci sono i playoff perché le società non li vogliono per non avere ulteriori spese, ma io vorrei chiedere a Mirko se una seconda promozione diretta in Serie D attraverso i playoff farebbe cambiare idea alle società e a fare gli spareggi nazionali ci andrebbe la perdente della finale playoff. Cosa ne pensate in studio? Grazie. Una virgola non guasterebbe perché tirare tutto d'un fiato un pensiero così lungo è faticoso. Prego. Ma, il problema è proprio un discorso di calendari perché essendoci appunto gli spareggi nazionali che ti comportano, se tutto va bene, altre 4 partite, aggiungere altre 4 partite di playoff o 2, quelle che sono, può comportare del dispendio di energie che può risultare importante. Io credo che insomma in eccellenza, credo che finché non si riducono i campionati, si dovesse tornare eventualmente a 16 squadre, allora il playoff credo che si possa fare tranquillamente. Adesso come adesso credo che non sia fattibile. Ecco perché il problema è proprio quello, cioè quando hai così tante squadre, dopo arrivi a un certo punto però che senza playoff il campionato potrebbe risultare falsato, perché magari hai già delle squadre che magari sono già salve da un mese e mezzo, altre che magari sono in lotta per salvarsi, quindi magari sai, giocano un po' così. Dopo, ritornando al tuo campionato dove sei protagonista con il Medicina, mi dicono i problemi a Cattolica sono dovuti ai tanti problemi dei difensori con i tanti infortuni, in riferimento anche a te caro Giacomo. Questo è un signore che a te ti stima tanto, ti dico solamente questo. È vero, abbiamo detto caro spettatore dei problemi difensivi del Cattolica, però abbiamo detto anche comunque dopo le vicissitudini che c'erano state in estate, qualcuno della dirigenza secondo me è stato un po' troppo pesante nelle esternazioni. Dire che si va in Serie D quando prima il campionato bisogna giocarlo è un po' da presuntuosi, questo è il mio punto di vista ovviamente. Andiamo a vedere adesso il campionato di prima categoria girone H con risultati e classifica con il nostro Stefano Papini. Atletic Poggio Catteo 2-1, Bacchiacce Senatico Polisportiva Sala 2-0, Bellari Giamarina Alta Valconca 0-1 e qui lo ripetiamo 2 volte, Bellari Giamarina Alta Valconca 0-1, Ronco Freddo Real San Clemente 0-0, Sant'Ermete Mondaino, qui Sant'Ermete si riprende la gara
Grande 5-1, Savio Riccione 0-0, Verrucchio Granata 1-1, big match di giornata, Vis Nova Fete Rivazzurra Miramare 2-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, con il Verrucchio in comando a quota 39, seguono Granata, Riccione, Nova Fete a 28, Mondaino 25, Roncofreddo 24, Polisportiva Sala 22, Gatteo 21, Sant'Ermete Athletic Poggio 18, Alta Valconca, Savio Calcio 17, Bacchia, Rivazzurra Miramare 14, Real San Clemente, Bellari Giamarina 12 punti. Tra poco, Giacomo, vedremo anche le riprese che hai fatto tu inerenti alla partita tra Bellari e Alta Valconca, ma io direi andiamo a vedere prima il big match, con tanto di saluto al nostro caro amico Giancarlo Fabbri, con la vittoria di Nova Fete per 2-1 su Rivazzurra Miramare. Il servizio. Sono Fabbri Giancarlo, titolare della DTGS e Foritalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Dopo la paga prestazione di Saludicio, in rimonta il Nova Fete si aggiudica l'ostico match interno con il Rivazzurra Miramare, partita molto masca giocata su un campo al limite della praticabilità, reso ancora più pesante date le precipitazioni nevose di 3 giorni prima. Il Nova Fete deve rinunciare all'asse Cupi Avantini, mentre Stefanelli parte dalla panchina. Per il Rivazzurra Miramare occhi puntati su giocatori di maggior qualità. Il numero 10 sta lì ad indicarlo, alias Tamburini, non a caso risulterà il migliore dei suoi. Minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio per l'imprenditore Giancarlo Fabbri, che al calcio locale da queste parti ha dato tantissimo, come del resto a tutti noi della trasmissione Calcio di Rigore, e al sottoscritto, che manda un caloroso abbraccio a tutta la famiglia. Continuando con il proseguo del commento, la gara è affidata alla direzione di Arigoni della sezione di Ravenna, la quale porterà non poche recrimini su 2 interventi dubbi, dove protagonista è l'attaccante locale Muratori. Nova Fete, che cerca subito l'acuto, l'asse Mammutà e Baldinini, porta questa deviazione sotto porta dell'attaccante in maglia numero 9, che per Riccioni blocca in 2 tempi. Lo stesso estremo ospite viene chiamato nuovamente in causa sul calcio piazzato battuto da Muratori. La prima recrimina arriva per questo intervento di Mignani su Muratori lanciato a rete. L'arbitro fa segno di proseguire. Il pressing offensivo gialloblu non si arresta, anzi è Sebastiani ad alzare questo pallone per la testa di Muratori. Pelliccioni si salva con l'aiuto della traversa, rispondendo presente sulla ribattuta successiva di Baldinini, ma nel momento migliore del Nova Fete all'unica sbavatura costa cara ai padroni di casa. Mularoni lancia in profondità Tamburini, che vince un contrasto servendo involontariamente sul pizio steso da Semprini in area di rigore, ma la sfera giunge sul piede di Tamburini, che ben appostato deposita il più comodo dei palloni in fondo a sacco per l'1-0 ospite. Ma le recrimini maggiori arrivano poco dopo. Il Nova Fete va in gol con Muratori, ma viene fischiato un dubbio fuorigioco all'attaccante. Il replay ci mostra che il piede di Giuliano combacia con quello di Muratori. Siamo sulla stessa linea orizzontale, con Muratori che tra l'altro arriva da dietro, fuorigioco che pare non esserci. Le proteste comportano anche il cartellino giallo per l'esperto attaccante in maglia numero 10. Dall'altra parte il Rivazzurra Miramare rischia di chiudere il match. Tamburini allarga per Bonucci, cui tiro finisce non lontano dal palo alla destra di Semprini. In seguito lo stesso Tamburini a creare più di un brivido a Semprini direttamente da calcio piazzato. Primo tempo che si spegne con questo tiro di Gori, con squadre che si accomodano negli spogliatoi sullo 0-1. Primo piano per il direttore Arigoni di Ravenna. Nella ripresa Fabbri azzarda mandando in campo il terzo attaccante Stefanelli. Le occasioni iniziano a vedersi dal minuto 9, quando Muratori va via mezza difesa prima di mettere incredibilmente sul fondo il pallone del pareggio, prendendoselo letteralmente con il campo. Sul versante opposto sul pizzo chiama la presa a terra Semprini. Al 25esimo dalla bandierina nasce una mischia in area ospite, con il pallone che giunge sul piede di Rinaldi, che scaraventa tutta la sua rabbia in fondo al sacco per il pareggio del Nova Fete, che potremmo dire assolutamente meritato. Sul risultato di parità il Nova Fete si getta in avanti, ma la troppa carica finisce per danneggiare il neoentrato Piccari. Entrata scomposta e cartellino rosso in arrivo. Il Nova Fete in 10 riesce comunque a trovare il vantaggio. Punizione di Rinaldi, spizzicata di testa di Stefanelli in direzione ai Muratori, rovesciata di quest'ultimo, pallone sul montante. Sulla ribattuta Balducci risponde presente, infilando il pallone del sorpasso. 2-1 e via i festeggiamenti sotto la curva. Situazione capovolta. A questo punto la partita si accende e diventa terribilmente ancora più aperta. Mularoni qui chiama un volo da scatto fotografico l'ottimo Semprini, mentre sulla ribattuta il muro difensivo di casa risponde presente.
Dall'altra parte arrivano in sequenza 3 contropiedi devastanti. Il primo è di copyright Paolo Gori, il terzino che nasce centrocampista e segue un cost to cost e vista la sua fede interista esageriamo, paragonandola a quella di un certo Nicolino Berti in Coppa UEFA contro il Bayern Monaco, solo che il tiro del numero 3, al contrario dell'ex campione nerazzurro, si stampa sul palo. Nel mezzo Casali, neoentrato, cerca di spaventare così Semprini, ma ritornando sui contropiedi, il secondo porta la firma di Stefanelli che va via in progressione a Mignani sparando addosso a Pelliccioni. L'ultimo dei 3 vede ancora protagonista in nazionale sammarinese che quando si trasforma da incredibile Hulk diventa immarcabile, ma in questo caso il campo e la precisione spediscono il pallone al cielo. Fine dei giochi e finalmente Nova Felite può raccogliere il meritato applauso dei propri supporters, 3 punti in meno della passata stagione, non è primato come fu lo scorso anno, ma comunque la squadra di Fabbri sale sul podio concludendo un 2018 da incorniciare e soprattutto regalando una vittoria a un imprenditore locale che porta il nome di Giancarlo Fabbri. Volevi dire qualcosa per il campo tu, Alisa? Io non so chi è entrato con un automezzo, perché ci sono gli segni, è la Lisa per fare le righe. Che non può, sì, ma l'ha devastato. Lì ci sono i segni, i solchi proprio. Domani sono fatti tuoi, te lo dico già, ti contatterà. Avvisi il suo discolpa se è stata lei o meno. Bisogna capire. Però è l'unica che può fare una cosa simile. Sì, il campo al limite dell'impraticabilità, sono d'accordo con voi, molti anche protagonisti della partita si sono lamentati a fine gara, abbiamo visto anche Willy Muratori, non sono gol che di solito sbaglia ma lui. Willy la soluzione ce l'avrebbe, se viene a Bellaria c'è il sintetico, lui non si sporca nemmeno. Allora facciamo una cosa, allora, dato che l'hai chiamato andiamo a vedere il servizio che hai ripreso tu tra Bellaria e Alta Valconca, il servizio. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. I Bellaria torna a giocare a Nanni a distanza dell'indelicato Day, ma nel frattempo per gli adriatici sono arrivate 2 brutte sconfitte contro Bacchia per 1-0 nel recupero e soprattutto a Gatteo dove la Cinquina ha creato qualche rumors in casa adriatica. L'Alta Valconca si è rigenerata dopo la bella e convincente vittoria interna contro il Nova Feltre in virtù di un mercato importante e a Nanni vedremo proprio i progressi eseguiti. La partenza è proprio a favore dell'Alta Valconca, Passini in area di rigore smarca Bertuccioli, il quale viene chiuso ma Passini si ritrova sul piede il pallone che scaraventa fuori misura. Da calcio piazzato è Amadei a servire questo pallone al centro per l'incornata di Ceramicola che viene deviata in corner da Mignani. Da corner l'Alta Valconca continua il forcing offensivo ma il colpo di testa di Passini si spegne al lato. Finalmente si vede il Bellaria, Bornacci in uscita la combina grossa permettendo a Gabbuti di eseguire questo pallonetto che si spegne al lato. Lo stesso attaccante viene servito da Facondini, una volta penetrato in area di rigore la sua conclusione viene sventata in calcio d'angolo. Sul fine di tempo è Niang dalla parte opposta che deposita il pallone tra i guantoni di Mignani, squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Bellaria si rende pericoloso, indelicato va al tiro a giro, Bornacci risponde presente anche sul tentativo numero 2 di Facondini. Al 14esimo il Valconca va in gol, neanche ex di turno ha lanciato in profondità, in fila l'ex di Vini Mignani per lo 0-1. Ci prova dalla distanza poco più tardi anche Cevoli ma Mignani c'è. Niang invece si dimostra ancora una volta devastante, mentre al centro un pallone rinviato sulla corrente Ricciardi che spara al lato. È la volta questa volta di Bertuccioli che in profondità tu per tu con Mignani calcia addosso al portiere di casa. Nel finale è la volta di Ottaviani che sempre in contropiede calcia malamente al lato, ma gli ospiti comunque riescono a imporsi per una rete a 0. Ebbene, non ti ha impressionato molto Alta Valconca, nonostante abbia battuto la scorsa settimana in Nova Feltre? L'Alta Valconca ha fatto la sua onesta partita, ha sfruttato questo errore difensivo e ha portato a casa i 3 punti, ma sinceramente non mi ha impressionato più di tanto. Guarda, questa è la risposta in diretta della nostra amica Lisa che non posso far vedere ai nostri spettatori, ma te quindi è stata lei, conferma che è stata lei, Mirko. Conferma che è stata non lei. posso far vedere agli spettatori. Andiamo a vedere il prossimo turno, te lo sei cercata, eh? Allora, caro Papera, andiamo a vedere il prossimo turno, Bacchiaccia Senatico, Alta Valconca, Savio
Calcio Roccofreddo, Rivazzurra Miramare Gatteo, Vicenova Feta Granata, Bellari Giamarina Mondaino, Sant'Ermete Polisportiva Sala, Verrucchio Real San Clemente, Atletic Poggio Riccione. Tieniti pronto perché Bellari a Mondaino è una sfida che tu riprenderai perché ci interessa. Poi ovviamente ci sarà anche per quanto riguarda le nostre telecamere Vicenova Filtia Granata per quanto riguarda la prima giornata. Bene, ci spostiamo in promozione marchigiana, siamo addirittura d'arrivo, andiamo a vedere quello che è successo ieri nell'ultimo turno. Vi ricordo che sabato prossimo, anzi domenica scusate, allo Stadio Calbi di Cattolica, non di Gabicce, si giocherà il big match tra Ancona e Gabicce Gradara. Andiamo a vedere con le grafiche risultati e classifiche. Stefano Pappini ci aiuta adesso. Anconitana Villa Musone 1-0, Vigor Senigallia Filotranese 3-0, Ilario Barbara Lorenzini Mondolfo 1-0, Laurentina Santa Veneranda 0-0, Loreto Valfoglia 2-2, Olimpia Marzocca Osimo Stazione 1-3, Osimana Cantiano 3-1, Villa San Martino Gabicce Gradara 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. L'Ancona sempre al comando a quota 34, segue a 4 lunghezze di distanza la Vigor Senigallia a 30, poi Ilario Barbara Lorenzini 24, Valfoglia 21, Osimana 19, Cantiano Gabicce Gradara e Cantiano e Gabicce Gradara 18 punti, Osimo Stazione Filotranese 16, Loreto 15, Mondolfo 14, Olimpia Marzocca 13, Santa Veneranda Villa San Martino 10, Laurentina 5, Villa Musone 1 punto. Nel dettaglio adesso andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo turno attraverso il contributo filmato. A1 Arredamenti è un'azienda nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Giornata numero 13, promozione girone B, Marche, 12 quelle giocate effettivamente, una rimandata a causa della strage di Corinaldo. L'Ancona che non ti aspetti vince la sua 11ª gara su 12 giocate, facendo più fatica del previsto contro l'ultima della classe Villa Musone. Alcona e Roidorici si impongono grazie alla marcatura arrivata al 20° minuto per opera di Visciano. Nel turno domenicale a seguire la capolista c'è la Vigor Senigallia, il più 4 in classifica viene confermato grazie alla vittoria sulla Filotranese per 3-0. Del Rico apre le danze e a seguire ci pensa Pesaresi con una personale doppietta di cui un 100 arrivato dagli 11 metri. Vince di misura l'Ilario Barbara Lorenzini che ha la meglio su Mondolfo in virtù della marcatura aggiunta da Barattini al minuto 25. Si impone a domicilio anche l'Osimana che liquida con un 3-1 il Cantiano che nonostante la rete di Orsini viene strapazzato dai team di Streccioni, Cerbone e Micucci. Vittoria invece in esterna col medesimo risultato per l'Osimo Stazione sul campo dell'Olimpia Marzocca. Martiri e una doppietta di Bugiolacchi regolano l'avversario andato in rete nel frattempo con Pallavicini. Si annullano Loreto e Valfoglia pareggiando con uno spettacolare 2-2. Gli ospiti si divorano i 3 punti portandosi sul doppio vantaggio a fine primo tempo grazie ai gol di Sacchi e Mancini. Poi nella ripresa Pigliacampo prima ed infine Spagna 5 dalla fine mettono la parola fine sul risultato. Si annullano anche Villa San Martino e Gabicce Gradara. Finisce 1-1 la gara con i padroni di casa che passano con Mazzoni al 20° del primo tempo. Pareggio rossoblu firmato da Passeri al minuto 57 della ripresa direttamente dagli 11 metri. Chiude il turno l'unico 0-0 di giornata tra Laurentina e Santa Veneranda, per una giornata che ha regalato 19 reti frutto di 4 vittorie interne, 3 pareggi e una vittoria esterna, e domenica il big match in programma allo Stadio Calbi di Cattolica tra Anconitana e Gabicce Gradara Calcio. Continua ad essere un attaccante aggiunto il difensore Passeri per quanto riguarda il Gabicce Gradara. C'è stato anche il debutto dell'attaccante proveniente dal campionato romagnolo, ma aveva militato anche con esperienze più importanti in quel di classe, quindi in Serie D come Fabbri. Debutto che non è arrivato il gol, però il Gabicce è riuscito a pareggiare per 1-1 in esterna. Il sabato e domenica, come vi dicevo, delicatissimo il big match contro l'Anconitana allo Stadio Calbi di Cattolica. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio il prossimo turno e poi salutiamo i nostri ospiti. Rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio tra poco in Sport Up. Cantiano Loreto, Gabicce Gradara Anconitana, Ilario Barbara Lorenzini Osimana, Mondolfo Villa San Martino, Osimo Stazione Filotranese, Santa Veneranda Vigor Senigallia, Valfoglia Laurentina, Villa Musone, Olimpia Marzocca. Siamo addirittura d'arrivo, vado a salutare gli ospiti di questa serata, ringrazio la mia sinistra dove ritroveremo nell'anno nuovo a partire dal 14 gennaio, non saremo in onda lunedì 7 gennaio ma bensì lunedì 14 gennaio, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao e buone feste a tutti. Ringraziamo Mirko Mariotti che ritroveremo nella seconda parte. Ciao Mirko. Ciao, buonasera a tutti.
Ringraziamo Massimo Zanini, anche lui lo ritroveremo nella seconda parte. Ciao a tutti. E infine anche lui, nella seconda parte rimarrà con noi Alessandro Marzocchi. Una buona serata a tutti. Noi ci vediamo fra 5 minuti circa con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie a Daniele Emanuele.